Il MIT, Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, con riferimento allo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo aeroporto di Agrigento promosso dal Libero Consorzio Comunale, ha inviato una nota per avere dei chiarimenti sul progetto presentato. Premesso che il Ministero nella sua nota afferma che la documentazione trasmessaci concretizza un significativo passo avanti rispetto a quella precedentemente presentata al fine di un'adeguata valutazione della proposta di realizzazione di un'infrastruttura portuale in provincia di Agrigento, l'area individuata, afferma il MIT, nell'ipotesi progettuale risulterebbe di fatti potenzialmente idonea ad accogliere un nuovo scalo aeroportuale per le sue caratteristiche anemometriche e plano-altimetriche. La decisione di realizzare un nuovo aeroporto richiede approfondite valutazioni di politica trasportistica e sostenibilità economico-finanziaria, inserendosi in un più ampio sistema di aeroporti già operativi. In ragione di ciò, continua il MIT, e proprio alla luce del contenuto dello studio di fattibilità presentato dal Consorzio di Agrigento, appare ora necessario, al fine di giungere a un'adeguata valutazione della vostra proposta, di realizzare un nuovo aeroporto nella provincia di Agrigento, che ci forniate alcuni approfondimenti che risultano oggettivamente indispensabili a livello tecnico. In particolare, gli approfondimenti necessari richiesti riguardano i seguenti punti: sui costi di realizzazione. Il costo stimato per la realizzazione del progetto è di 125 milioni di euro. Altro approfondimento riguarda le previsioni di redditività, la sostenibilità dell'investimento, la domanda di traffico, gli impatti sugli altri scali siciliani, la compatibilità con le norme di sicurezza dello spazio aereo, essendo l'area scelta per l'aeroporto in prossimità della zona militare R50, la viabilità di accesso e connessioni con i trasporti pubblici, l'impatto ambientale e i requisiti di sostenibilità. Tra gli approfondimenti necessari, lo studio ambientale dettagliato sugli impatti del progetto e il piano di mitigazione ambientale conforme alle direttive europee. Su tale decisione del MIT interviene con una nota l'onorevole Lillo Pisano, affermando come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concluso l'istruttoria tecnica preliminare, dando il primo via libera al sito individuato per la costruzione dell'aeroporto di Agrigento, chiedendo ai bravi tecnici del Libero Consorzio approfondimenti utili per l'iter. Oggi è un giorno importante per la nostra provincia, ha affermato il deputato nazionale Pisano, un primo passo concreto verso la realizzazione di un'infrastruttura che cambierà per sempre il futuro di Agrigento e delle nuove generazioni, colmando un vuoto infrastrutturale che ha penalizzato per troppo tempo il nostro territorio. Orgoglioso di essere l'unico deputato agrigentino a votare sì al decreto legge Sud e essere l'autore dell'articolo 8 bis inserito nel decreto che prevede la realizzazione dell'aeroporto nella nostra provincia. Un ringraziamento speciale, afferma Pisano, va al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Governo e alla maggioranza di centrodestra che con il decreto Sud hanno dimostrato attenzione e impegno per lo sviluppo della nostra terra. Adesso, avanti con determinazione, l'aeroporto Valle dei Templi non è più solo un sogno, ma una concreta possibilità per il rilancio della terra. L'aeroporto della Piana di Licata intervengono gli architetti agrigentini, affermando: siamo lieti di apprendere che il Ministero delle Infrastrutture ha curato l'istruttoria dell'aeroporto della Piana di Licata, anche se dopo la prima richiesta di studi integrativi tempestivamente prodotti dal Libero Consorzio di Agrigento, aspettavamo un parere positivo dell'ENAC e dallo stesso Ministero per l'inserimento dello scalo agrigentino nel piano nazionale degli aeroporti e non un'ulteriore richiesta di una montagna di studi specialistici aggiuntivi, a nostro avviso davvero eccessivi per questa fase preliminare finalizzata a inserire l'infrastruttura nella programmazione nazionale. Registriamo un piccolo passo avanti, afferma il Presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendo, in attesa di quello più importante dell'inserimento dello scalo nel Piano Nazionale Aeroporti, che farebbe scattare l'ora X per l'avvio di un cronoprogramma concreto per la realizzazione dello scalo.